Viola Cutifani nel pomeriggio di Seafield. Viola, non hai giocato ieri per via del ginocchio che hai ancora problemi. Hai ricevuto la risonanza in settimana e qual è l'esito? L'esito della risonanza è che in realtà io non ho nessun problema. Non so se sia un dolore dovuto a una cosa psicologica o cosa. O da Comunque affaticamento magari? anche da affaticamento potrebbe essere col lavoro di questi giorni sicuramente. Comunque ora che so che posso lavorare come le altre con le altre mi metterò d'impegno del tutto. Centrocampo affollato quest'anno, non ci saranno più titolarissime. No, bisognerà guadagnarsi il posto, una cosa che io ho provato quando giocavo nel maschile, per cui è una cosa che secondo me dà più grinta, più voglia di conquistarsi quello che è poi il posto meritato da titolare per la partita. Ci sarà ovviamente da lavorare di più e impegnarsi sicuramente. Margherita Zanon, anche te nel pomeriggio di Seafield. Margherita, esperienza già in Serie A l'hai avuta col Chiasellis, l'anno scorso dalla B alla A con il Vittorio Veneto, quest'anno per te come sarà? Sarà un ritorno, sono contenta di tornare in Serie A, sarà un anno difficile, dovremo stare bene unite e lavorare moltissimo per cercare di, insomma, salvarci. Come stai te al momento dopo 2 giorni? Beh, dopo 2 giorni gambe pesanti come è normale, però insomma è normale, insomma, e quindi adesso c'è da lavorare ancora un po' e speriamo di trovare bene la forma per iniziare il campionato. Come vedi poi il gruppo, visto che siete tantissimi? Il gruppo sì, è abbastanza affollato, però in Serie A secondo me più gente c'è, meglio è visto che ci saranno ritmi molto più alti, quindi più possibili infortuni. Quindi intanto va bene così, poi ovviamente si schermerà, penso, andando avanti. Comunque siamo un gruppo molto unito e sarà sicuramente a nostro vantaggio per la Serie A. Chiara Simeoni, buon pomeriggio anche a te. Questa mattina Alice Casagrande ha detto: spero il mister abbia un po' di pietà nel pomeriggio. Beh, sì, spero che dopo il lavoro di questa mattina di corsa credo faremo un lavoro un po' più leggero di tecnica, di tattica, spero almeno, perché se no moriamo qui 5 giorni, mattina e pomeriggio, sempre a correre. Però sì, dai, fa bene anche perché affrontare una Serie A abbiamo bisogno di mettere benzina dentro a questo motore, se no non si va da nessuna parte. È la prima Serie A anche per te? Sì, è stato bello conquistarla nel campo, adesso si vedrà, affronteremo partita dopo partita, convinte dei nostri mezzi, andiamo a vedere cosa riusciamo a fare e niente, cercando di impegnarsi al massimo. Sei una che galoppa molto sulla fascia, ieri hai fatto tutta la partita. Ancora mi sento abbastanza pesante nelle gambe, eccetera. La corsa un po' ce l'ho sempre avuta, però quest'anno devo rinforzarmi anche da questo punto di vista perché ci sarà tanto da correre, quindi vedremo. Bisogna correre, correre, correre. Gaia Sovilla, è finito appena l'allenamento del pomeriggio, rivelazione dell'anno scorso, un gol a Nettuno Venezia Lido. Come te lo ricordi, come l'hai vissuto e in generale come va adesso? Beh, sicuramente il gol contro il Nettuno è stato uno dei momenti più belli di quando gioco a calcio e me lo ricorderò per sempre perché è stato il mio primo gol con la prima squadra del Vittorio in Serie B, quindi me lo ricorderò per sempre. Ieri ti avevamo visto in partita in coppia con Adriana De Martin, qualche schema è andato bene, qualcosa meno, però bene nel complesso, diciamo. Sì, in generale mi trovo molto bene a giocare con Adriana, a 2 punte mi trovo molto meglio che a 3 come l'anno scorso, perché ho più libertà di movimento e posso anche andare incontro alla palla e scappare. Com'è il ritiro fino ad ora, secondo te, se ti senti affaticata? Beh, certamente è dura, tanto dura all'inizio, però serve tanto per fare un buon campionato. Marta Sommariva, un pomeriggio pesante secondo te? Abbastanza, soprattutto dopo la mattinata che abbiamo fatto un po' di corsa e si è fatta sentire, diciamo. Comunque molta palla oggi pomeriggio. Sì, perché bisognava un attimo recuperare da stamattina secondo me e quindi ci ha fatto un attimo anche un po' divertire, dai.
non tanti minuti l'anno scorso in campionato, però sappiamo che Marta Sammariniova è una che fa gruppo. Sì, quest'anno sì, ci sono ancora più difensori, però vabbè, finché mi diverto gioco e resto nel gruppo perché mi trovo molto bene e va bene così. Giulia Reginato è il primo portiere che viene ai nostri microfoni durante il ritiro. Giulia, ti abbiamo visto molto bene sinceramente in partita ieri, sembrava quasi che non avessi tolto i guanti. Beh, guarda, cioè, ti ringrazio innanzitutto, però sì, diciamo che mi aspettavo peggio effettivamente, fisicamente non mi sento al meglio ovviamente perché è da un po' che sono ferma, però diciamo che la sensazione col terreno, la sensazione con la palla è sempre, cioè, me la sento abbastanza bene, poi ovviamente fisicamente devo ancora tornare in forma, però diciamo che va bene così per adesso. L'anno scorso hai fatto più o meno metà partite, ti sei divisa a metà partite con Gloria. Quest'anno sinceramente conoscendovi non dovrebbe essere nessun astio come l'anno scorso. No, assolutamente, io e Gloria abbiamo un rapporto fantastico, è strano tra due portieri alla fine che ci sia un rapporto così perché comunque c'è sempre un po' di competizione, un po' di voglia di dimostrare di più, però tra me e lei proprio ci completiamo, cioè una cavolata, a me piace un esercizio, a lei no, quindi lo faccio io, lei ne fa un altro, quindi proprio va bene così, nel senso chi gioca se lo merita, è giusto che sia così. Per un portiere non è mai semplice esordire in Serie A, secondo te sarà difficile per te visto che non l'hai mai affrontata? Beh, sicuramente è una sfida che comunque cerco di prendere nel modo migliore. Ci sono grandi portieri in Serie A, di conseguenza sicuramente come tutte le giocatrici insomma, del Vittorio saremo paragonate alle giocatrici delle altre squadre, di squadre che sono in Serie A da anni e che sono diciamo, il fulcro del calcio femminile. Io cerco di dare il meglio di me stessa, cerco di dimostrare quello che ho imparato in questi anni, spero di, non dico competere perché comunque è una cosa difficile, però spero di dimostrare insomma, quello che valgo e quello che valiamo noi come squadra.